Buonasera, sono il dottore Rigano, sono il capo dipartimento del Dipartimento Materno Infantile e sono il primario del presidio ospedaliero di Campo San Piero, ovviamente ostetricia e ginecologia. Questo è il primo incontro della settimana Onda, quindi quella dedicata alla salute della donna. Per quanto mi riguarda vi parlerò del puerperio nel post cesareo, quindi di quel periodo di tempo che intercorre da subito dopo il parto alle prime 4-6 settimane. Questo è un periodo molto particolare perché, come ho detto, parte dal momento in cui si eseguirà il cesareo a quando poi si andrà a casa e le successive 6 settimane, che è il periodo proprio della definizione del puerperio. Dando un piccolo accenno per quello che riguarda, molto brevemente ovviamente, per quello che riguarda il momento del cesareo e della dimissione. Ormai i cesari sono interventi cosiddetti di routine, ma sono sempre interventi che hanno chiaramente i loro rischi legati agli interventi stessi. Quindi, se non è una cosa strettamente necessaria, come sempre, si consiglia sempre di seguire il parto spontaneo. Tutto questo ovviamente è una valutazione che viene fatta insieme all'ostetrica e al ginecologo curante. Nel momento in cui c'è un cesareo che sia programmato perché come dire, c'è una motivazione o ostetrica, quindi fetale o materna, o anche in urgenza, chiaramente il cesareo ormai viene fatto, come ho detto, è un intervento di routine, viene fatto in maniera molto standardizzata. Ciò significa che ha permesso di eseguire un intervento rendendolo facile, ovviamente, con tecniche che permettono chiaramente una ripresa da parte della donna molto molto rapida. Tutto questo assieme non solo alla tecnica chirurgica, ma anche a un'attivazione del post-operatorio differente rispetto a quello che erano gli anni precedenti. Infatti la donna, bene o male, viene subito messa mobilizzata, viene liberata dal catetere che si usa appunto per eseguire il cesareo, e questo chiaramente permette una ripresa molto più veloce rispetto a quello che erano le tecniche e i modi di gestire del postpartum precedenti. Ovviamente nel cesareo stesso, come ho detto, chiaramente sono cambiate le tecniche, infatti quasi esclusivamente, tranne che per necessità particolari, si eseguono delle suture che sono cosiddette suture estetiche e quindi con suture intradermiche quasi sempre, e questo permette chiaramente anche un beneficio non solo estetico, ma anche per quanto riguarda la compliance della donna stessa, nel senso che avendo un'intradermica la donna ha meno sensazione di stiramento dei tessuti e quindi anche una maggiore capacità di muoversi liberamente. Normalmente, se non ci sono problemi particolari o necessità materne o fetali, si va a casa dopo in terza giornata. Quindi in terza giornata quasi tutte le donne vanno a casa seguendo la visita ovviamente di controllo e anche la visita fatta da parte dei pediatri ovviamente per i bimbi. Tutto quello che viene fatto già durante i primi giorni del ricovero è praticamente un seguire quello che poi verrà fatto a casa, quindi a domicilio. Questo significa normalmente, soprattutto nelle prime settimane, la mamma si occupa ovviamente di quello che è la gestione dei bimbi, quindi allattamento, accudire, conoscersi. Conoscersi significa non solo da parte della mamma, ma anche del papà, perché chiaramente entrambi si trovano in una situazione nuova con una figura nuova che è quella del bambino, che chiaramente anche lui si dovrà adattare a quello che sono i due genitori. Tutto questo chiaramente aiuta non solo ad apprendere come gestire le richieste dei bimbi stessi, ma anche a poter trovare lo spazio necessario per una ripresa della vita quotidiana, ovviamente. Infatti i bimbi normalmente assorbono quasi la maggior parte del tempo che le mamme hanno, proprio perché, soprattutto nelle prime settimane, le poppate sono molto molto frequenti, quindi vanno da 8 a 12, quindi significa che mediamente ogni 3 ore la mamma dà il latte al bimbo, e questo chiaramente implica come dire, un utilizzo del tempo veramente ristretto e quasi dedicato esclusivamente al bimbo.
Chiaramente poi passando con le settimane, il conoscersi, l'abituarsi alle richieste, a quello che sono le necessità, permette chiaramente anche di gestire in maniera diversa tutto questo e permette chiaramente di trovare anche lo spazio, dovrebbe trovare lo spazio anche la mamma per riprendere la propria attività. Quindi significa che dal momento in cui la donna torna a casa, sicuramente è la prima che deve gestire tutto questo, ma poi aiutato dalla rete familiare, che quasi sempre sono il marito, mamma o suocera che sia, quando c'è possibilità, tutto questo chiaramente aiuta per quanto riguarda ovviamente la serenità di questo periodo, che come ho detto è un periodo molto particolare perché non solo per conoscere quello che sono le richieste e la gestione del bimbo, che nella maggior parte dei casi, anche se non è il primo figlio, sono sempre situazioni, sembrano uguali, simili, ma sono sempre diverse. Ma anche perché chiaramente c'è un periodo pure molto particolare dal punto di vista umorale, perché c'è una caduta degli ormoni e questo provoca uno stato di particolare che dà uno stato d'ansia anche se non giustificato, dà come dire, un non rendersi conto che si è in grado di gestire la situazione, non essere in grado, sentirsi di non essere in grado di gestire la situazione. E tutto questo chiaramente ha un nome che si chiama maternity blues. Normalmente va dai primi giorni del dopo parto fino alle prime settimane, normalmente poi con il passare del tempo, con la gestione chiaramente, come ho detto prima, della rete familiare, normalmente va via. Nel caso in cui ci fossero delle situazioni che si perdurano o comunque si prolungano, chiaramente in quel caso è da tenere sotto controllo perché potrebbe essere utile o da parte della donna stessa se si rende conto o della rete familiare che come ho detto prima è molto importante, magari segnalare queste cose per poter essere chiaramente aiutati nel percorso che è quello là di accudire veramente i propri figli. Vi ricordo che tutti i nostri territori, quindi dai consultori agli ospedali, presentano un servizio che è proprio dedicato alla donna nel puerperio, quindi nel postpartum, soprattutto per quanto riguarda il problema della, diciamo, depressione in generale, che può essere semplicemente il maternity blues, fino a quello che possono essere situazioni un po' più gravi. Quindi qualsiasi cosa ci sia, rivolgersi sempre e comunque quantomeno al medico curante, se non direttamente ai consultori familiari o ai presidi ospedalieri che sono tutti dotati di questi servizi. In alcuni presidi, giusto perché si sappia, ci sono degli ambulatori dedicati proprio per il postpartum, quindi significa non solo il dubbio, ma può essere anche semplicemente come gestire il bambino, se uno sta facendo giusto, sta facendo sbagliato, o quantomeno pensa di farlo in maniera sbagliata o errata, e chiaramente sono consigli che vengono dati, ripeto, dalle ostetriche stesse e dai consultori con gli psicologi o i colleghi che si occupano di tutto questo. Tra parentesi, c'è un sito che è scusa, scusate, c'è il servizio che è il Pronto Sei Mamme Ogania che è fatto apposta proprio per questo, per la gestione di questi casi un po' particolari. Tornando a questo periodo, come ho detto, è un periodo molto particolare perché la caduta ormonale dà questo scompiglio dal punto di vista umorale. Tutto questo è legato anche al fatto che chiaramente la donna, allattando molto spesso, ha una produzione di ossitocina e di prolottina notevole e di conseguenza proprio c'è uno sconvolgimento ormonale che parte da prima della gravidanza e continua nelle prime settimane. Tutto questo chiaramente, come vi dico, deve essere gestito e valutato in maniera molto serena perché è una cosa naturalissima, che quindi il tempo e l'aiuto di quello che sono i familiari chiaramente aiutano a gestirlo in maniera diversa. Infatti l'allattamento, a proposito di questo, parte chiaramente dal momento in cui si è ricoverati e continua soprattutto nel momento in cui si andrà a casa. Quindi all'inizio ci sarà sicuramente cosiddetto poco latte, che poi poco latte non è, ma sono le goccioline di colostro che sono già sufficienti
a dare quello che sono le sostanze nutritizie e non solo, ma anche di barriera per il bambino. Successivamente arriverà chiaramente la montata lattea, che arriva normalmente intorno alla quarta, quinta giornata dal parto. Altra diceria che viene detta è che chiaramente chi fa il cesareo, la montata o quantomeno l'arrivo del latte sarà sicuramente difficile o più difficile rispetto a un parto spontaneo, cosa assolutamente non vera, tanto quanto succede in quello che è il parto naturale. Giusto perché siamo in termini come dire, di false notizie, mettiamola così, diciamolo in italiano e non in inglese. Altra falsa notizia è che se non ci sono delle condizioni particolari, chi ha fatto un cesareo per vari motivi non è detto che debba fare esclusivamente o per forza un secondo parto, quello che sarà, per forza con un altro intervento chirurgico. Tutto questo normalmente non è necessario, tranne che in casi molto specifici e particolari, e comunque verrà valutato sempre dal curante insieme al percorso che viene fatto con le ostetriche che incontrerà durante tutto il suo percorso. Normalmente, giusto per dare qualche notizia, il parto spontaneo dopo un cesareo è previsto ed è fattibile, tant'è che io parlo nel mio reparto, ma in generale più o meno i dati sono gli stessi, quasi il 70% delle donne che hanno partorito con un cesareo possono andare a fare un percorso di un parto vaginale. Di questo 70% fate conto che circa la metà, 50% di 70, hanno un parto spontaneo. Quindi non ci sono assolutamente controindicazioni, tranne che dei paletti da dare per dire che è possibile o non è possibile. Altre cose che sono particolari e che chiaramente rispetto a una donna che ha fatto un percorso di un parto spontaneo su una donna che invece ha fatto un cesareo programmato o no che sia, è sia la ripresa dell'attività sia fisica che sessuale. Per quanto riguarda l'attività sessuale do un piccolo accenno perché poi ci sarà un'area dedicata per questo dal collega. Semplicemente è chiaro che il cesareo è un intervento e quindi come tale deve avere i suoi tempi di recupero per la donna stessa. Questo non significa che deve aspettare per forza l'anno, i 6 mesi, assolutamente no. È una cosa sempre molto soggettiva che chiaramente deve essere valutata e sentita dalla donna e dalla coppia. Questo significa che nel momento in cui la donna si sente in grado o ha diciamo, la sensazione di poter avere rapporti, chiaramente può riprendere tranquillamente la sua attività sessuale. È chiaro che tutto questo è sicuramente un po' più limitato perché ci sono delle condizioni nuove che sono ovviamente i figli che occupano tantissimo tempo da dedicare e quindi trovare gli spazi che, come ho detto prima, è l'aiuto dei familiari o quant'altro. Per quanto riguarda l'attività fisica, anche là è una cosa molto molto soggettiva. È chiaro che rispetto a quello che si faceva anni e anni fa è sconsigliato stare fermi, anzi bisogna muoversi. Questo significa che la prima cosa che può essere fatta è sicuramente la passeggiata. Ora che poi arriva il tempo, speriamo, caldo e bello, passeggiare sicuramente aiuta perché rilassa i bambini, aiuta le mamme a iniziare lentamente a riprendere tono fisico. Poi la donna che ha un'attività fisica intensa o meno, quella è sempre una cosa che viene fatta e viene ripresa gradualmente. Tanto più la donna si sente in grado di, tra virgolette, spingere per quello che è la propria attività fisica, lo può fare. Normalmente il primo mese, tranne che cose particolari, ovviamente non si riesce a fare e non è in grado di farla neanche perché chiaramente c'è tanto, come ho detto prima, tempo tolto da parte dell'assistenza del bimbo. E in linea di massima anche le statistiche portano che normalmente la ripresa dell'attività fisica, anche a livelli agonistici, è dopo il periodo appunto del puerperio, quindi dopo le 4-6 settimane che siano. Quindi significa che normalmente si fa quasi sempre la visita di controllo e con la visita di controllo si dà il benestare, diciamo così, a poter riprendere anche l'attività fisica. Altra cosina importante che mi ero dimenticato è che dal momento in cui si esegue il cesareo o il parto in generale, al momento in cui finirà il periodo del puerperale, ci sono delle perdite che la donna ovviamente presenta.
Queste sono delle perdite che sono cosiddetti lochi. Sono delle perdite che sono tanto più abbondanti nelle prime settimane, tanto più la donna riesce ad allattare al seno il bimbo. Quindi significa che anche la suzione, come ho detto prima, del bimbo, che stimola l'ossitocina e stimola anche la produzione di prolattina, aiuta chiaramente l'utero a contrarsi e quindi a riprendere la sua consistenza e la sua normale anatomia, e tutto questo arriva nell'arco di queste famose 6 settimane. Infatti tant'è che i lochi, bene o male, durano circa un mesetto e mezzo, che corrispondono esattamente a quello che è il periodo puerperale. Ora vediamo se ci sono domande. Cosa si può fare per la cicatrice per renderla meno visibile? Allora, sicuramente, ecco, altra cosina, grazie per la domanda. Come ho detto prima, le cicatrici ormai, o quantomeno le suture, sono ormai fatte dal punto di vista estetico con delle intradermiche, quindi con un filo che viene usato normalmente dai chirurghi plastici, che usano normalmente i chirurghi plastici. Sicuramente, fin tanto che si vede la sutura che è rosea o comunque abbastanza evidente, di mettere sempre una protezione totale quando si va all'esposizione solare, e in più usare qualcosa che sia emolliente. Faccio un esempio giusto per far capire: olio di mandorla, quindi una cosa che non facciamo né pubblicità né altro, ma è una cosa che rende la pelle molto soffice, molto morbida, e questo aiuta chiaramente a renderla sicuramente più morbida e più soffice, e anche col tempo meno visibile. Non c'è bisogno ovviamente con questo tipo di sutura di rimuoverle, vengono riassorbite, e quindi anche questo, come ho detto prima, aiuta tantissimo il recupero della mamma stessa. Altra cosa importante per quanto riguarda la cicatrice: con questo tipo di suture e soprattutto con le medicazioni che vengono usate, la donna può lavarsi liberamente. Questo significa che non ha necessità sicuramente di coprirsi o altro. Queste suture ormai vengono coperte da cerotti che sono impermeabili, quindi normalmente la donna può fare una doccia ovviamente abbastanza rapida, vasca, scusate, non vasca, e quindi questo permette chiaramente di ritornare ancora più velocemente a quello che è una vita normale di routine. Allora, dopo quanto torna il ciclo dopo un cesareo se non si allatta? Anche qui è una cosa molto relativa. Normalmente, se non c'è nessun accenno di allattamento, superato il puerperio, quindi queste famose 6 settimane, normalmente dovrebbe tornare. È possibile che il ciclo ritardi, perché comunque c'è sempre, come ho detto prima, uno sconvolgimento ormonale, quindi anziché le 6 possono diventare le 8 settimane, quindi 2 mesi circa. Fate conto che nel mese e mezzo circa, se non si allatta e se non si stimola il seno, chiaramente può tornare la mestruazione. Una cosa importante che vi dico a proposito dell'allattamento o mestruazione, chiaramente, dopo i 40 giorni, come abbiamo detto, si fa la visita di controllo o altro. Il ciclo può essere fertile. Quindi, fin tanto che non c'è voglia, necessità o possibilità di prendere determinate precauzioni, di fare attenzione chiaramente, perché fare un cesareo, come abbiamo detto, è un intervento. Se i tempi tra una gravidanza e l'altra sono troppo ristretti, chiaramente è una delle condizioni, come dicevo prima, particolari, che impedisce eventualmente di poter espletare un eventuale parto spontaneo, ma in più a tutto questo chiaramente rende le cose molto più complicate. Allora, quanto è più lenta la ripresa dopo un parto naturale? La prima. Ci sono maggiori conseguenze in termini di stanchezza e strascichi particolari rispetto al parto naturale? Allora, per quanto riguarda la ripresa, chiaramente, come ho detto prima, rispetto alla donna che ha fatto un parto spontaneo, è legata comunque all'esecuzione di un intervento, quindi è ovvio che per motivi pratici sarà più lenta di quella della donna che ha fatto un percorso di un parto spontaneo, o che ha avuto la possibilità di fare un percorso di un parto spontaneo. Questo però non significa che
alla fine del puerperio, quindi alla fine dei 6 mesi, delle 6 settimane, scusate, la ripresa è più o meno la stessa. Chiaramente l'inizio sarà un po' più difficoltoso per la donna che ha fatto un cesareo rispetto alla donna che ha partorito spontaneamente. In termini di stanchezza anche là è solo dal punto di vista di intervento stesso. Mi spiego meglio. La donna che segue un parto spontaneo ha un'adrenalina in corpo che è legata all'evento parto che è notevolissima. Quindi significa che il primo giorno dal parto non dorme, ma perché ha talmente tanta energia da eliminare che non ha proprio fisicamente la possibilità di dormire. Poi però a posteriori ha il secondo e terzo giorno dove chiaramente la stanchezza si inizia a sentire perché c'è un calo dell'adrenalina, gli ormoni che iniziano a cambiare e chiaramente questo però solo di stanchezza fisica che poi alla fine chiaramente viene ripresa nell'arco di pochissimo tempo. Rispetto al parto naturale, ripeto, non c'è grossa differenza, c'è la differenza dell'impegno fisico che nel parto cesareo ovviamente è minore rispetto a quello del parto naturale. Vediamo un attimino. È possibile che si formino aderenze sulla cicatrice? Cosa si può fare per prevenirle? Possono essere utili integratori? Ci sono alimenti che favoriscono l'allattamento? Ok, qua ne abbiamo un paio a cui rispondere. Allora, è possibile che si formino delle aderenze sulla cicatrice? Sì, quello non è possibile prevederlo né prevenirlo. È una cosa molto molto personale. Giusto per farvi capire, è la stessa cosa che le donne di razza nera hanno molta più facilità nel formare i cheloidi, cioè quelle cicatrici che sono rilevate. Quello significa che il tipo di razza molto più facilmente va incontro a quelle situazioni. In linea di massima, col tipo di intervento che viene fatto, normalmente noi non ritroviamo nessuna situazione particolare nel caso in cui si facessero o un nuovo cesareo o altri interventi di altro genere, quasi tutti laparoscopici ovviamente. Però, ripeto, anche in questo caso non c'è nessuna possibilità di prevenire la formazione di aderenze. Per quanto riguarda gli integratori, anche lì, normalmente gli integratori sono gli stessi che vengono usati al termine di gravidanza, perché hanno un complesso vitaminico che aiuta chiaramente a sostenere l'impegno fisico della donna. Gli integratori, ovviamente senza fare nomi e cognomi, ci sono ormai per i 3 periodi della gravidanza in generale, nel momento del concepimento, nel momento della gravidanza e nel postpartum, quindi durante l'allattamento. Quindi libertà totale, l'importante è che se c'è necessità, la cosa più importante è l'alimentazione, quindi un'alimentazione varia che possa comprendere il più possibile quello che sono i nostri alimenti della dieta mediterranea. Poi se c'è necessità, perché ci si rende conto che uno ha bisogno di un qualcosa in più, eventualmente gli integratori, come ho detto prima, che sono quelli usati quasi per la gravidanza stessa. Per quanto riguarda gli alimenti che favoriscono l'allattamento, allora, anche qui ci sono degli integratori specifici, faccio l'esempio a base di finocchio o similari, ma fondamentalmente è la suzione del bimbo, quindi tanto più è lo stimolo e tanto più si produce. Bere perché chiaramente anche l'impegno fisico della produzione del latte è quello che aiuta, e sicuramente alimentazione, quindi significa un'alimentazione varia, ricca di fibre in generale, di vitamine e ricca di liquidi chiaramente, aiuta sicuramente tutto questo. Vediamo un attimino. Sono necessari particolari esami oltre alla visita di controllo? Presumo che ci si riferisca qui agli esami del postpartum, vado per logica. Allora, normalmente nel momento in cui la donna viene dimessa dal reparto, è il reparto stesso che dà indicazioni su quello che sono le necessità dei controlli postpartum. Se non ci sono indicazioni, si fa semplicemente la visita di controllo. Normalmente la visita di controllo, come ho detto prima, è alla scadenza del puerperio, quindi quelle 4-6 settimane. 6 settimane. Controlli particolari, ripeto, tranne che non ci sia indicazione o necessità, no.
quanto aspettare prima di cominciare l'uso di spirali o altri metodi contraccettivi. Come ho detto prima, la contraccezione è possibile farla dai 40 giorni in su, quindi dalla fine del puerperio. E quella è una cosa che si valuterà nel momento in cui si farà il controllo col ginecologo, che sia il consultorio privato, che sia, non importa, ma si valuterà in quel caso là. Come sapete ci sono tante possibilità, dalla spirale, la spirale medicata, contraccettivi orali o eventualmente anche altri tipi di contraccettivi che sono l'impianto sottocutaneo. Tutti questi qua sono, come ho detto prima, metodi che aiutano chiaramente a essere più tranquilli come coppia nel periodo in cui chiaramente ci si allatta o ancora non è tornato il ciclo o il ciclo è ancora molto irregolare o per altre necessità che chiaramente possono aiutare a vivere questo periodo ancora più serenamente. Allora, in caso di necessità di parto cesareo causato da miomi uterini, questi ultimi vengono tolti durante il cesareo? Allora, normalmente, tranne che non siano eh, situazioni strettamente necessarie, tutto quello che c'è non viene toccato e spiego perché. Perché durante la gravidanza l'utero non solo aumenta di volume, ma aumenta anche notevolmente la vascolarizzazione. Quindi, tranne che non siano cose che impediscono proprio fisicamente l'espletamento del cesareo, normalmente non viene toccato nulla, perché sennò si rischierebbe non solo di togliere qualcosa che in quel momento magari è pure eccessivo rispetto a quello che potrebbe essere a distanza di 6 mesi, ma in più si rischia di provocare anche una perdita di sangue maggiore rispetto a quello che potrebbe essere normalmente. La colestasi gravidica può presentarsi anche alla seconda gravidanza? Allora, diciamo che c'è possibilità, la colestasi gravidica, intanto giusto per dare un piccolo accenno, è un problema legato all'alterazione epatica, agli enzimi epatici. E normalmente diciamo che c'è una maggiore predisposizione a questo, ma non è detto che sia esclusivamente necessario che si ripresenti con una seconda o una terza gravidanza. Sicuramente uno avendo avuto un precedente sta un po' più attento a quello che possono essere i segnali da monitorare, e quindi diciamo un po' più di attenzione, ma non è una necessità o un obbligo che si ripresenti anche alle gravidanze successive. Sì, altra domanda, e così. Grazie. Secondo o terzo parto, quali sono i rischi? Presumo che siano cesarei. Allora, come ho detto prima, che sia uno o siano tre è sempre un intervento. Tanto più sono gli interventi necessari o non necessari, e tanto più aumenta il rischio. Quindi, siccome ci sono dei rischi che sono standard legati agli interventi chirurgici, qualunque esso sia, dalle tonsille al cesareo a interventi anche maggiori, chiaramente tanto più uno fa un intervento ripetuto dello stesso genere, tanto più aumentano i rischi. Quindi, proprio per questo motivo, normalmente, in base all'età, in base ai figli o altro, dopo al terzo cesareo viene quasi sempre chiesto se c'è volontà o quantomeno di prendere in considerazione l'eventuale chiusura delle tube, proprio perché i rischi diventano notevoli dal punto di vista puramente chirurgico per la mamma e di conseguenza poi a cascata anche per il nascituro, perché chiaramente tutto questo ha ripercussioni non solo dirette sulla mamma che subisce l'intervento, ma anche sui bambini, chiaramente perché rendono tutte le condizioni molto più complicate. Allora, per un bambino che nasce è più traumatico il parto cesareo o naturale? Allora, premesso che il parto è un evento, a prescindere da questo, non c'è un traumatismo. Da quando è mondo, la donna ha sempre dato alla luce bambini per via naturale e tutto questo anzi è uno stimolo nonché un aiuto al bimbo per avere meno di stress, per avere una maggiore capacità di adattarsi a quello che è la vita
che lo segue. Il cesareo, come ho detto prima, è un intervento e quindi come tale deve essere usato, cioè non è come dire, una panacea per quello che sono i dubbi, fastidi, paure o altro. Anzi, tant'è che in Italia siamo ancora a percentuali notevolmente alte, parliamo in Italia in generale, che è intorno al 35% di cesareo, di primo cesareo. Qui in Veneto siamo abbastanza bravi, mettiamola così. Diciamo che la nostra azienda, la Seugania, siamo molto bravi, possiamo farci i complimenti. Infatti, bene o male, siamo come primi cesari intorno o sotto al 20%. Per quanto riguarda Campo San Piero, in particolare, come primi cesari siamo al 14%, che è una percentuale veramente notevole di primi cesarei. Allora, utero più alto della media, parto normale o cesareo? È una domanda da $1.000.000. eh, Comunque, in ogni caso, anche qua ci sono tante possibilità e tante giustificazioni. Che l'utero sia un po' più altino, più grande, dipende da quante gravidanze, se la donna sta allattando, se non sta allattando, dai lochi, da tante situazioni. Non c'è normale o cesareo che sia, perché in entrambi i casi, una volta che è espletato il parto, poi automaticamente tutto quello che è il post-operatorio o il post-parto è uguale per entrambe. Quindi, come ho detto prima, il recupero, anche se in maniera fisica diversa, dal punto di vista genitale, è più o meno la stessa cosa. Allora, nella gravidanza con cerchiaggio, che tipo di parto è consigliato? Allora, se il cerchiaggio è un cerchiaggio fatto preventivo e anche se non lo fosse, parto spontaneo sempre, perché se il cerchiaggio viene eseguito è perché c'è un rischio di parto naturale troppo precoce. Quindi, tra parentesi, il cerchiaggio bisogna capire perché è stato fatto, quando è stato fatto, come è stato fatto, ma in linea di massima, se c'è un cerchiaggio di mezzo, tranne che non ci siano motivi o materni o fetali, il parto è spontaneo. Allora, altra domandina, dopo un anno da un cesareo, è possibile in linea di massima un parto naturale? È preferibile un secondo cesareo? Allora, come ho detto prima, è importante questo periodo perché bisogna programmare, tra virgolette, stare attente, o attenti perché è la coppia che deve stare attenta, per quanto riguarda appunto la possibilità di un'eventuale gravidanza. Tanto più precocemente arriva un'altra gravidanza dopo un cesareo, tanto meno possibilità ci sono di partorire spontaneamente perché aumentano i rischi. Come ho detto prima, intervento su intervento su intervento aumentano i rischi, tanto più precoce è la distanza tra un cesareo e un'eventuale gravidanza, chiaramente aumentano i rischi o le necessità di dover partorire nuovamente per un cesareo. In linea di massima, la buona pratica clinica, che sono quelle che ci dicono che tra un cesareo e la futura gravidanza dovrebbe passare circa un anno. Questo permette in tranquillità di poter, come dire, proseguire la gravidanza e quindi poi decidere insieme al curante e all'ostetrica chiaramente quello che è il percorso migliore. Quali sono i rischi di un secondo parto cesareo a meno di un anno dal primo? È stessa domanda di prima. Chiaramente cicatrici che sono fresche, cicatrici che possono non cedere, ma comunque che possono dare sicuramente molto più fastidio. È un cesareo e quindi come tale è un intervento chirurgico. Tanto più precocemente o vicino viene fatto al precedente intervento e tanto più aumentano i rischi. Poi chiaramente non sto qua a dilungarmi su quello che sono i rischi legati al cesareo stesso, aumentano notevolmente, però insomma sicuramente sono cose da dover discutere e programmare al momento in cui si fa il controllo, se ne discute anche nel momento in cui sono cesari programmati anche col curante, nel momento in cui si programma, perché così uno riesce pure ad avere già un prospetto un po' più a lungo. Vabbè, ok. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio e vi aspettiamo qua numerosi nella nostra azienda. Grazie.